Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo su MotoGP 13, andiamo su Twitterone. Allora, il marchetto Market è roccato, Alex Market, Silverstone ci mette un gran weekend. Vino, Silverstone si avvicina, Vino, ho passato tutta la settimana a giocare a MotoGP. Molto bene, allora ragazzi, ho ricevuto un po' di messaggi che il comandone va troppo lento, che il comandone frena troppo. Ragazzi, ormai ho un'impostazione da Moto 3, però fondamentalmente non è che questa tattica mi sta rovinando, nel senso abbiamo solo un punto di distacco dal primo. Cioè ragazzi, quindi va bene secondo me, alla fine che sono più lento, chi se ne frega, sono comunque primo. Cioè io non voglio, lo sapete poi ragazzi, io non voglio vincere i mondiali così con 200 punti di vantaggio. Quindi preferisco andare più piano, più tranquillo e combattere. Buono, andiamo a Silverstone a spaccare ragazzi, il culo, che quarto posto in griglia e a Silverstone vinciamo. Vai comandone! Gran premio di Gran Bretagna, vai veneziano! Vola, 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 veneziano. Grande veneziano. Quanto me lo godo il venezianone. Grande veneziano, grande veneziano. Grande comandone. Il comandone vola. Ercumenda vola. Ormai ragazzi mancano poche gare. Questa serie è gli sgoccioli. E dopo non vedo l'ora di cominciare Formula 1 ragazzi. Con la modalità classic e tutto quanto. Poi lo compro per 360, quindi sono più tranquillo, meno problemi di fraps, roba. Guarda, non vedo l'ora sinceramente. No, che stronzata che ho fatto. Che stronzatona, anche rotto anche Gattuso. Cazzo, che cagata comendiana. Non me l'aspettavo proprio questa. Vabbè, adesso dobbiamo recuperare. Ragazzi, concentration, please. La principessa Sissi. Dobbiamo superare la principessa Sissi. Dobbiamo tirarla adesso anche di brutto. Ah, che do coglioni. Bravo, comandone. Bravo veneziano, bravo. Dai che siamo già in rimonta. Siamo già in rimonta, però Vino è primo, che do coglioni. Non poteva cadere Vino, no? Che rischiata. Che dai, i cordoli sono bastardi. Dai, comandone, tira fuori le palle. Non è che c'è il malesiano di merda. Non è che superiamo il malesiano di merda. Ciao malesiano, ciao malesiano. Ok, salmone e vino ragazzi. Salmone e vino. Bravo comandone. Dai, li possiamo risuperare tranquillamente. Ha fatto una cagata, cazzo. Caduta proprio da pirla. Viva la MotoGP ragazzi, la Moto 2, ste moto mi stanno sui maroni, ste Moto 3. Cazzo, non posso non vincere una gara dove sono strafavorito. Dai che ci siamo, dai. E il comandone è tornato, il comandone è tornato, la. Grande veneziano. Dai tirala, dai tirala. Vai, tirala veneziano. Dai, tirala veneziano. Occhio, madonna che rischia. Rischio comandiano. Dai, cazzo, dobbiamo superarli però adesso, eh. Non possiamo non vincere sta gara. Quella curva dove ho fatto la cappella. Perché c'è magari Salmone ha superato Vino e godo. Godimento puro. Attenzione però Vino tenta il sorpasso su Salmone. Salmone indietro ragazzi, Salmone ha perso un po' di terreno, Vino è primo, adesso in fuga.
Bella curva, questa l'ho presa la grande. Ciao Vino, ciao Vino, ciao. Grande veneziana, solo la fuga veneziana. Non voglio sorpresi in questa gara. Molto bene Comendone, molto molto bene. E adesso andiamo per la fuga. Oh ragazzi, già 1 secondo e 3 ha guadagnato. Bella. Adesso possiamo gestire. Gestiamo l'ultimo giro. Bravo Comendone. Final lap veneziano. Questa vittoria è fondamentale anche perché Vino è secondo. Cazzo, non guadagno niente. Porca mignotta. Che palle. Vai, ultimo giro. I tifosi del Comendone sono in festa. Il Comendone è pronto a vincere un'altra gara, l'ennesima della sua meravigliosa carriera. Una carriera spettacolare del Comendone. Iniziata tanto e tanto tempo fa. Grande veneziano. E dopo, raga, finito qua, mo Formula 1, ragazzi. Faccio la carriera quest'anno, chiaramente, perché parto subito. Mi piacerebbe cominciare la Force India, ma vediamo, insomma, siamo ancora... chiaramente non ho ancora il gioco, quindi non so ancora bene niente delle modalità. Però non so, la Force India ha fatto un bel inizio di mondiale quest'anno, poi è crollata per mancanza di soldini. Però cominciare con la Force non sarebbe male. Vediamo, dai. Anche la Toro Rosso non è male quest'anno. Però adesso riconcentriamoci sulla moto, che prima deve finire questa carriera, ragazzi. Vai Comendone, portacela a casa Cume. Portacela a casa Cume. Siamo a metà dell'ultimo giro. 2 secondi di vantaggio su Vino. Bravo Comendone. Ormai la pista è asciutta. Vedi se vinciamo Tori è contenta. E vai, Cume vai, e Cume vai, e Cumendon, dai Cumendon. 3 secondi di vantaggio. Proviamo a fare l'impennata, ragazzi, proviamoci. E il Comendone va a vincere a Silverstone e torna primo nel mondiale. Vai Cume, vai. Wow, winner veneziano! Grande Cume. Con questa vittoria sei imposto su piloti di grandissimo talento. Sì, perché io ho talento. E il mio pacchetto completo? Ho il paccone? Il mio pacchetto competitivo? MotoGP 13. Dai, muovite che voglio andare a Misano. Ok, allora mail. Allora qua il mongolo personale. Buono, la zoccolona personale. È contenta. Twitterone. Allora, Brad Pitt, che gara commenda? Nicolino Heidi, grande commenda. Vino, ciao ragazzi, sono uno stronzo. Ok, molto bene. Prima cosa giusta che sento da Vino. Misanus resta nel team. Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini. Dai, questo è importante, dobbiamo stare davanti a Vino, che è lui, insomma, il concorrente al mondiale. Obiettivo preposizione. Ok, il malesiano di merda. Twitterone. Il malesiano di merda. Ciao, io sono un malesiano di merda. Bene, Vino. Mi hanno detto che in queste delle parti la pressione è tanta. Vasquez, ciao a tutti, weekend a Misano. Ciao. Che bello che è il malesiano di merda. Quanto me lo godo. Comunque la classifica è la seguente. Comendone 208, Vino 204. E anche Salmone è un po' in ripresa, però secondo me la lotta è tra ragazzi qualificazioni di merda a Misano. 16° posto, dobbiamo fare una remontata incredibile. Dopo non ho trovato il setup. Vai! Oh, McChicken, Miller.
Antonelli, oh, Rosy Binder, c'è Rosy Binder, io godo. Se c'è la Binder, io godo. Vai come. Rosy Binder, frenati. E sito web. Vai come, non è vola. Vola come, con tanto effetti in gola. Mio nonno si innamora. La 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 la. Scusate ragazzi, un momento di panico. Ogni tanto questi momenti di panico, non c'è niente da fare. Grande come, grande. Vai, siamo contro il sito web adesso. Dai, spingi sta carriola obesa. 8º posto veneziano. L'importante è stare davanti a Vino, ragazzi. È Vino il problema. Salmone è secondo comunque. C'è la principessa Sissi. La principessa Sissi, bella come il sol. Dai, sterza. Niente, a Misano proprio oggi non ci siamo. A Misano non ci siamo. Qua perdo punti importanti, ragazzi. Dopo la grande vittoria di Silverstone, il commendone rischia adesso in quel di Misano. Devo spingere al massimo e rosicchiare posizioni. Vai, Kume. Ce la possiamo fare. Credici, Comenda, credici. Bravo, Comendone. Dai che siamo in rimonta. Siamo in rimonta e c'è Bagar. C'è la Bagar davanti. C'è un po' di Bagar. Dai, Come, sfruttato il cordolo e andiamo. Vino è secondo, Salmone è terzo. In questo momento il Comendone non è più primo in classifiche. Forse neanche secondo. Questa è la Moto 3, ragazzi. La principessa Sissi. Dai, Comendone, dai, tira sta moto. Adesso sì che dobbiamo ascoltare i nostri fans. Dobbiamo tirarla adesso, se no ci inculiamo il mondial. Ci inculiamo il mondial. La principessa Sissi tiene la posizione. Però adesso no, Bravo, Comendone. Sfrutta tutta la pista e andiamo. 6º posto. Un 6º posto che però serve a poco, eh. Stanno scappando i primi due, cazzo. Madonna che mondiale, però. Mondiale bellissimo, stracombattuto. Un mondiale comendiano. Questo è il classico mondiale comendiano. Nella fase più comendiana del mondo. Bravo, comendissimo. Però, tirano, entra proprio a Misano anche in qualifica, ragazzi. Qua non è una questione di roba, proprio ogni tanto in certe gare. Se va più veloce la moto della principessa, c'è niente da fare. Qua rischio di perdere tanti punti, però, Porca mignotta. Dai, cazzo, dai. Niente da fare, ragazzi, niente da fare. Almeno superare sti qua, però. Il malesiano di merda è quinto. Giro record per Gattusino. Dai che siamo vicini, dai che siamo vicini. Dai, l'ultimo giro dobbiamo rosicchiare posizioni per prendere qualche punticino in più. Dai, cazzo, dai. Vai, sfrutta tutta la pista, come non è tutta, devi sfruttarla. Mamma che rischio qua, ma è andata bene. Bravo, Comendone, qua abbiamo fatto le cose giuste. Dai, Marquez, dai, c'è il Marquez taroccato. Dai che devo prendere punti, siamo in Italia, porca puttana. Bravo, Comendone, almeno sti due dobbiamo superare. Almeno il Marquez taroccato e il malesiano di merda li dobbiamo superare, Dai, almeno quarti, cazzo, almeno quarti. Ma porca di quella troia. Proprio una gara, ma purtroppo Misano, lo sappiamo, una gara non favorevole, però speravo almeno in un podio, che sono partito male, ho fatto una qualifica di merda, è giusto così. Niente, forse quinto.
Dai, che è anche un punto in più importante. Bravo Come. Niente da fare. Un quinto posto un po' balordo. E adesso vediamo in classifica quanto ho perso. Dai, almeno dal malesiano di merda. Dai, 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 dai. Niente da fare. Quinto posto, ragazzi, buon quarto posto in qualifica. Andiamo a vincere anche ad Aragon per tornare davanti nel mondiale. Abbiamo 5 punti di distacco da Vino. È proprio una gara sono io primo, una gara lui primo. Cioè è proprio così, pazzesco. Questa la devo vincere assolutamente. Grandi, ragazzi, cercate di superare Vino, per favore. E il Cumendone se ne va. Il problema è che Vino è secondo. Madonna che do coglioni però, Sarà veramente una lotta fino all'ultima gara. E sono contento proprio di questo. È bello finire la carriera con un mondiale così combattuto. Vino non molla, ragazzi. Vino vuole fare bene. Dai, ragazzi. Vino è sempre secondo. Attenzione, qua ha fatto una cagata. No, il Cumendone riprende, il Cumendone riprende. Un po' lungo. Sto guidando di merda. Sto guidando di merda. È ufficiale. La cosa purtroppo è ufficiale. Dio mio. Dai, Cumendone, svegliati. Dai, che Aragon è una delle mie gare preferite. Ho quasi sempre vinto. Con tantissime moto blu, ragazzi, celesti, incredibile. Dai, Cumendone. E il primo giro è già andato intanto. Portacela a casa Cume. Portacela a casa Cume. Dai, cazzo, dai, cazzo, dai. Questa quello l'ho presa bene, ma sono in difficoltà. Dio mio. Tira bene, cioè. Salmone e Vino sono svegliati adesso. Salmone è primo comunque, questa è una buona notizia. Devo vincere però, non c'è verso, devo vincere qua. Devo vincere in Espana. Grande Cumendone. E adesso vai di fuga. No. Vai Comendissimo. Bravo Cumendone. No, sta curva la prendo sempre di merda. Attenzione all'incidente per Vino. Incidente per Vino e non è colpa mia. E godo, e calma, e godo. Oddio, Vino è caduto. Meglio. Vino è caduto, ne devo approfittare. Mamma che rischio. Mamma che rischio. Salmone è terzo. No, non sbagliarmela così. Ma no, il malesiano è primo, non ci credo. Cosa ho fatto? Ah, l'errore che mi può costare il mondiale. Questo sì mi può costare il mondiale. L'errore che mi può costare il mondiale. Bene. Ho neanche un mezzo giro per tornare primo. Cosa ho combinato? Ma cosa ho fatto? Attenzione, malesiano di merda, sbaglia. Ultima curva, Salmone contro Veneziano. Ma puttana merda. Dai, Cumendone, qua non devo frenare il meno possibile. Ma non è semplice perché se sbaglio sono fuori, vabbè, me la gioco adesso. Niente da fare, forse sì, o forse sì, o forse sì. Dai, Comenda, alla fine, dai, alla fine, dai, alla fine. Sì, cazzo, sì! Grandissima vittoria! Ragazzi, gara incredibile. E siamo a 10 punti da Vino. Veramente un godimento incredibile. Adesso non voglio dire niente, ma mancano 4 gare.
le possibilità di vincere sono tantissime. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.